Queste immagini sono state girate lo scorso 29 aprile, nel primo giorno di apertura agli utenti del nuovo parcheggio della Cittadella della Salute di Treviso. Queste invece si riferiscono alla mattinata di oggi. Come mostra il cartello luminoso all'ingresso, i posti liberi sono 291 sui 400 a disposizione dei cittadini, mentre nei parcheggi gratuiti vicini si vedono veicoli parcheggiati fuori dagli spazi e automobilisti che girano in cerca di uno stallo, come questa signora che lavora per una ditta esterna di pulizie che opera all'interno del Caffoncello, ma non essendo una dipendente dell'ULSS non è in possesso del badge necessario per accedere ai 300 posti riservati ai lavoratori dell'azienda sanitaria. Lo sa che c'è parcheggio a pagamento qui di fronte? Sì, lo so, ma io lavoro qua, infatti ci sono tutti i giorni. E tutti i giorni deve cercare parcheggio? Purtroppo sì, cerchiamo di trovare qualcuno che ci va via e ci dà il parcheggio. Un mese dopo l'apertura dunque il nuovo park rimane ancora poco utilizzato. Il rischio, dicono dall'associazione Salvaguardia Ambiente Treviso Casier, è che questo spazio sia una cattedrale nel deserto. Vediamo che a distanza di più di un mese dall'apertura del parcheggio, la situazione in effetti ci sta dando ragione alle nostre preoccupazioni, ovvero il fatto che questo parcheggio è utilizzato molto parzialmente. Contestualmente si continua a verificare il problema di una ricerca un po' selvaggia di parcheggi. A preoccupare i volontari anche la futura realizzazione del Terraglio Est, che spiegano farà confluire qui un flusso consistente di veicoli che andranno ad aggiungersi alle auto di chi cercherà parcheggio per poi recarsi in ospedale. Per l'associazione è necessario intervenire su più fronti, con maggiori controlli della polizia locale, ma anche portando avanti l'idea di fare di quest'area un parcheggio scambiatore da cui far partire bus navetta verso il centro città. Va fatto una sorta di cabina di regia, secondo me, di cui deve essere capofila il comune, di pensare quali sono le strategie migliori. Avevamo un accordo informale con la polizia locale per una prima fase di tolleranza nei confronti degli automobilisti che ancora non sapevano dell'esistenza di questo nuovo parcheggio, ma adesso invito tutti ad utilizzare i 300 posti a disposizione, spiega il direttore generale Benazzi. Credo che inizieranno dalla prossima settimana i nostri vigili a ovviamente non più avvertire con i bigliettini, ma dicendo vi metto la multa, anche perché lo rendo noto a tutti le difficoltà che ha l'ambulanza nel momento in cui le macchine vengono messe così in modo selvaggio.